Buongiorno a tutti e campa qui, trauvalazor meu marzulino settimane di già nostro ultimo ridro e maridroa oggi è un agricoltore che campa in un marzulino e nadogui si chiama Gianluca Geronimi. France Bleu, RCFM. A storia è nata nel 2014, ho fatto a scuola a liceo di Uorgo per essere già un agricoltore e mi sono installato qui nel 2015. La stagione si è passata poco a poco, mi sono installato nel 2015 a 5.000 metri d'orto, in bio, subito la prima annata. E poi dopo mi sono allargato piano piano, la seconda annata ho comprato una serra, ho installato una serra di 500 metri quadrati, e poi dopo mi sono allargato a 92 ettari, ho pigliato una cinquantina di aline, in bio sempre, ho posto 150 arbori fruttii, e poi un'altra serra, e poi una quindicina di vacche in bio. E finalmente a quest'anno mi sono sviluppato appena tutti gli anni e quest'anno piglio una onda di gabre, di 130 gabre, per fare cacio fresco e broccio sempre in bio. Allora, in produzione in questo momento ho cipolle fresche, ci sono iede, i carbugi, cauli fiori, broccoli, ho finocchio, e righe rosse, c'è appena ho petrosello, c'è appena di tutto, ma boh, la vendita d'inverno è assai è più calma, quantunque, poi quest'inverno avevo assai lavoro con le gabre, per l'installazione con le gabre, allora ho messo più poca roba. Agricoltura bio per tutto, gli animali, l'orto, l'arbori, tutto ciò che faccio in bio. L'agricoltura bio dell'orto non ci vuole mica mettere brutti, non è mica, è un'agricoltura naturale, non è mica idratare, ci puoi mettere uso, ma uso naturale e puoi idratare con certi prodotti, ma certi prodotti che sono naturali. Dopo per gli animali, ce la guido dei rani si più bio, ce la fa lì da qualche sia per metterli in bio e soprattutto il bio per l'animale e dell'alimentazione, ciò che le mangiano e gabre, ciò che lo sia certificato in agricoltura biologica. Allora, la vendita per me si basa tutta l'annata con Leclerc per i legumi, con Leclerc all'isola, che hanno un bello punto di vendita in bio, lavoriamo insieme di buoi al principio. Dopo d'estate lavoro assai di non con il paese di Galeria, perché c'è di più turisti, c'è la vendita, e tutta l'annata propongo sport in vendita diretta ad una pochi di clienti che sono interessati e una volta alla settimana faccio sport. Marzolino per me è un mio paese, è un luogo dove mi sono arrivato, dove sono stato sempre qui e mi ci sento e spero di starci tornare qualche anno. E così che si gonfia nostra spaziata trauvalazor meu marzulino de campa qui, a ringraziarvi a tutte e a tutti, ci redremo ben inteso de a poco per altre spaziate. A beijo. France Bleu, RCFM.